Salve e bentrovati a tutti. La volta scorsa, ricorderete, ci siamo fermati fornendo una definizione del concetto di italiano regionale e abbiamo detto che altro non è se non una varietà geografica della lingua italiana. Quindi in Puglia si parla l'italiano con caratteristiche fonetiche, morfologiche, morfosintattiche, lessicali di un certo tipo che sono diverse da quella dell'Emilia-Romagna o da quelle della Valle d'Aosta e sono, si capisce, diverse anche rispetto al modo in cui noi usiamo l'italiano in Sardegna. Ora, l'italiano regionale di Sardegna possiamo definirla tranquillamente come una varietà del nostro repertorio linguistico. E per capire che cosa si intenda per repertorio linguistico ci serviamo di una cartina elaborata dalla Regione Autonoma della Sardegna, e più precisamente dal Servizio Lingua e Cultura Sarda della RAS, una cartina in cui sono rappresentate visivamente le lingue che si parlano nella nostra regione. Quando mi capita di fare qualche riflessione con gli studenti delle scuole secondarie, io chiedo loro sempre quante siano le lingue che noi parliamo in Sardegna. Qualcuno ci azzecca, ma molti incontrano difficoltà perché ne elencano due, il sardo e l'italiano. Qualcuno si ricorda che nella nostra isola abbiamo anche degli altri sistemi linguistici, delle altre lingue e magari ne elenca 3-4, ma difficilmente qualcuno fornisce la risposta esatta. E quante sono allora le lingue che parliamo in Sardegna e che si parlano in Sardegna? Sono 6, escludendo naturalmente le lingue di comunità, penso per esempio anche alla nostra città di Oristano, dove abitano tanti cinesi. Ma la lingua della comunità dei cinesi, che pure sono tanti e che abitano a Oristano, non possiamo certo considerarla come una lingua che fa parte del nostro repertorio. Quali sono le lingue che si parlano in Sardegna? Come potete vedere dalla cartina, in rosso vediamo la lingua sarda. Procedendo da nord verso sud in senso antiorario, nella parte nord-orientale in arancione si parla un'altra lingua che per le caratteristiche che presenta non è definibile come una lingua sarda o una varietà della lingua sarda, e stiamo parlando del gallurese. Procedendo ancora in senso antiorario, in giallo, vediamo a Sassari, Sorso e nei paesi limitrofi che si parla un altro sistema linguistico cosiddetto sassarese o turritano, che differisce dal gallurese e dal sardo, che vedete invece si parla nelle zone in rosso. Scendendo ancora lungo la costa occidentale vediamo la città di Alghero contrassegnata dal colore blu, perché ad Alghero a partire dal XIV secolo si parla una varietà di catalano, e quindi l'algherese altro non è se non questo catalano che è arrivato in Sardegna nella seconda metà del XIV secolo e che è intriso di elementi sia provenienti dalla lingua sarda sia provenienti dalla lingua italiana. E infine, procedendo ancora verso il basso, arriviamo a queste due macchie verdi che contrassegnano la varietà linguistica parlata a Carloforte e a Calasetta, dove nella prima metà del XVIII secolo arrivarono delle
comunità che dapprima erano stanziate nell'isola di Tabarka, di fronte alle coste della Tunisia, grosso modo, e che ottennero dai Savoia l'autorizzazione a potersi trasferire nelle più tranquille isolette sarde. E quindi a Carloforte e a Calasetta si parla una lingua che è definita come tabarchino. In realtà prende il nome dall'isoletta di Tabarka, da dove queste comunità di pescatori arrivavano, ma la verità è che si tratta di una forma di ligure antico. Ora, capite quindi che in Sardegna abbiamo il sardo, il gallurese, il sassarese, l'algherese, quindi il catalano di Alghero e il tabarchino, e a queste 5 lingue si somma dappertutto la lingua italiana. Dopo aver ricordato qual è la situazione linguistica, così come anche per motivi storici si presenta a noi oggi in Sardegna, io mi fermerei qui, vi ringrazio dell'attenzione e vi do appuntamento alla successiva pillola di linguistica leggera. Grazie e arrivederci.